Le donne venete se ne sono accorte subito e stanno segnalando in molte come le nuove direttive regionali in materia di diagnostica senologica siano cambiate a scapito della prevenzione. Lo screening effettuato attraverso la mammografia gratuita ogni 2 anni viene offerto alle donne dai 50 ai 69 anni, l'ecografia solo nell'eventualità che l'esame evidenzi qualche anomalia, e le più giovani sono escluse e se vogliono effettuare comunque gli esami devono farli privatamente a pagamento, a meno che non si tratti di pazienti sintomatiche o a rischio per familiarità. C'è da dire che i tumori della mammella per il 20% capitano anche in donne sotto i 50 anni e quindi le raccomandazioni internazionali invitano le donne a sottoporsi a indagini di prevenzione già dai 40 anni. La LILT, come molte altre associazioni che si occupano di cura e prevenzione dei tumori, stanno facendo pressing sulla Regione del Veneto affinché venga modificata la nuova normativa, ampliando la fascia d'età dai 45 ai 75 anni, ma anche così non basta, perché soprattutto nelle donne giovani il cancro può essere più insidioso. Bisogna dire che tra i 40 e i 50 anni la mammografia dovrebbe avere anche una frequenza di 12-18 mesi anziché i 24 che vengono utilizzati, proprio perché possono sfuggire più facilmente in questa fascia d'età. La prevenzione quindi è fondamentale e, aggiungiamo noi, deve essere agevolata, non ostacolata o scaricata sulla sensibilità ed il portafoglio delle donne.